Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo allo sport, al calcio, il punto nel servizio di Gianluca Pasqua. 27 minuti di attenzione e sacrificio, poi un'invenzione che, come capita spesso, spacca la partita e l'indirizza alla parte opposta rispetto all'andamento precedente. La bella girata di Toni Letizia ha interrotto la costante iniziativa del Bisceglie, mettendo il Catanzaro nella posizione di poter affrontare la gara con maggiore serenità, controllando la reazione dei padroni di casa, capaci però di conquistare una grande occasione a inizio ripresa, di sprecarla dal dischetto con Lugo Martinez. Il colpo di grazia per il Bisceglie, tramortito dal punto di vista psicologico e mortificato nel finale dalla traversa colpita da Benedetti e dal raddoppio siglato da Kunzi, bravo a superare Crispino e a mettere in rete il 2-0 sui titoli di coda. Ci siamo adattati a quello che è stato la lettura della partita contro un ottimo avversario che è partito con grande volatilità, con grande ardore, con buona organizzazione. E il fatto di aver saputo tamponare le loro iniziative ha fatto sì che poi l'episodio che ci ha premiati in occasione del gol di Letizia ci conferisse poi maggiore convinzione e maggiore solidità. Tutto come previsto tra Reggina e Matera, la gara vivace e ricca di spunti che ci si attendeva da parte di due squadre diverse per costruzione e qualità, ma forse più vicine di quanto si possa credere per valore e forza. Gli Amaranto suppliscono con agonismo e impegno al gap tecnico e sfruttano al meglio l'estro dei giocatori a disposizione. Il gol del vantaggio è frutto dell'inventiva di De Francesco e della freddezza di Porcino. Se c'è un difetto nella squadra Amaranto è la mancanza di cinismo che non ha consentito all'11 di Maurizi di chiudere la gara, rimessa sui binari della parità dal gol di Sernicola in apertura di ripresa. Una situazione a rischio vissuta fino allo scadere con un po' di preoccupazione, con il Matera vicinissimo al sorpasso con il Boide di Battista finito sul palo. Se è in grado di fare un tempo vuol dire che ci sono delle idee di gioco e i calciatori sono bravi. Poi il calcio è uno sport, non lo dico io logicamente perché non stavo qui, il calcio è uno sport tecnico, tattico, fisico e psicologico. La sfera psicologica è fondamentale e quella fa parte anche del bagaglio di esperienze che un calciatore si porta dietro. E delle volte dobbiamo rallentare il gioco proprio per recuperare e poi riaccelerare. E quando rallentiamo, come è successo nei primi minuti del secondo tempo, per motivi credo psicologici, non dobbiamo subire così tanto, possiamo anche subire il gioco, ma non dobbiamo subire occasioni da gol, dobbiamo essere più cattivi, però questo fa parte di un processo di crescita che comunque io qui vedo ben chiaro. Un passo indietro e un passettino avanti. Il Cosenza non vince ed è questo il male peggiore. Non brilla, ma evita la sconfitta, che sarebbe stata oltremodo ingiusta e deleteria. L'Andria è la solita squadra solida e arcigna, che concede poco e sa pungere quando vuole. I lupi ci mettono un po' a carburare e quando entrano in partita sprecano o si trovano davanti un portiere in serata di grazia. Da rivedere il doppio intervento di Mauro Antonio su Bruccini nel finale del primo tempo. Nei momenti delicati anche la fortuna ti gira le spalle e così, dal primo errore, nasce il vantaggio degli avversari, a segno con la punizione di Felipe Curcio. Punizione magistrale e severa che ha costretto il Cosenza a rincorrere con la solita rabbia di chi attacca a testa bassa, mentre il tempo scorre inesorabilmente. Già il tempo, come secondi preziosi che l'arbitro Curti ha sottratto al recupero dopo il gol del pareggio siglato da Manuel Pascali, un triplice fischio anticipato che ha sorpreso tutti, tranne il portiere ospite sceso negli spogliatoi mentre si riprendeva a giocare, circostanze che il Cosenza tenterà di far valere per ripetere la gara o quantomeno per chiedere maggiore attenzione alla classe arbitrale. Cerchiamo, creiamo, arriviamo sotto porta e che poi diciamo che il gol è l'essenza del calcio. È quello che poi sposta equilibri, sposta giudizi, sposta anche motivazione. Inutile dirvi che lo spogliatoio non è sereno da questo punto di vista e non stiamo facendo salti di gioia perché i primi ad essere consapevoli sono loro. Obiettivamente in questo momento non so se è il colore della maglia o qualcosa, ma quando arriviamo sotto porta riusciamo a beccare sempre il portiere. Ha protestato in campo anche il Rende in occasione del gol di Mancosu che ha deciso l'incontro, un presunto fuorigioco nell'episodio che ha segnato la gara con il Lecce, determinando la sconfitta dei biancorossi. I salentini, prossimi al definitivo cambio di panchina, hanno faticato per vincere le resistenze dell'11 di Trocini, concentrato e determinato a venir via dal Via del Mare con almeno un punto in tasca. A mio avviso potevamo essere più bravi in alcune circostanze, più freddi, a sfruttare meglio alcune situazioni nelle quali potevamo far male a Lecce.
in alcuni frangenti ho avuto la sensazione che a qualcuno di noi la palla scottasse un pochino. Questo è un peccato, perché queste sono le partite belle da giocare per un gruppo come il nostro. Lì sono un po' dispiaciuto, però in linea di massima è chiaro che venire qui è normale che Lecce ti può mettere sotto, come ci ha messo sotto, però siamo stati anche bravi a creare diverse situazioni pericolose. È un peccato anche non essere riusciti a sfruttare una cosa che raramente succede, 3 punizioni proprio dal limite dell'area. Non siamo stati bravi, questo è il rammarico che abbiamo.